Si tratta della premiazione dei Giochi Matematici Internazionali organizzati dalla Bocconi. La gara semifinale si è svolta nella nostra scuola, qua al Liceo Scientifico Belfiore, e ha visto più di 500 studenti che hanno partecipato, divisi nelle varie categorie che vanno dalla prima media fino al secondo biennio della scuola superiore. Oggi appunto premiamo i 41 finalisti che parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano l'11 maggio prossimo, quindi sabato prossimo saremo a Milano con tutti questi ragazzi. Le premiazioni vengono effettuate grazie anche all'aiuto dell'Istituto Franchetti, che abbiamo qua il presidente, il dottor Aldo Norsa, che tutti gli anni ci segue, e non solo da un punto di vista, non solo con un contributo finanziario, ma anche a livello affettivo e culturale. Quindi i premi sono offerti appunto dall'Istituto Franchetti. L'Istituto Franchetti è contento di aver contribuito anche quest'anno alla premiazione di tutti quei ragazzi che hanno ottenuto dei buoni risultati nei giochi matematici, di questa fase della selezione dei giochi. È una cosa importante perché con questi giochi vengono incentivati, vengono sviluppati sia le capacità sia l'intuito dei ragazzi, che saranno sicuramente importanti anche nelle future fasi lavorative, quando si entrerà nel mondo del lavoro. Ho visto una grande partecipazione, vuol dire che l'evento è sentito da parte di tutta la cittadinanza, e penso che come Franchetti continueremo comunque ad essere vicini a questa manifestazione anche per i prossimi anni, e chissà che magari qualcuno di questi studenti che ha vinto questa fase della selezione ce lo troveremo nei prossimi anni per una borsa di studio all'Istituto Franchetti.